Telespettatori di Antenna 3, buona serata, benvenuti con una nuova finestra informativa sul referendum per l'autonomia del Veneto, urne aperte dalle 7 di questa mattina sino alle 23. Il dato ufficiale sull'affluenza, quello fornito dall'ufficio elettorale allestito presso il Consiglio regionale del Veneto, è quello delle 12. Al momento l'affluenza regionale è attestata al 21, alle 12, lo ripetiamo, alle 21,1%. Tra le province, quella nella quale si è votato di più è al primo posto la provincia di Vicenza con il 25,2% degli aventi diritto che si sono recati alle urne, seguita da Treviso 22,7%, Padova 21,7%, Verona 19,2%, Belluno 19%, Venezia 18,8% e Rovigo 16%. Per quanto riguarda invece i comuni capoluogo della regione, l'affluenza alle urne è stata più alta di tutte nel comune di Treviso, che guida la classifica con il 20,5%, pari a 13.980 su 68.285 aventi diritto, quindi maggiore affluenza al voto alle 12 per il referendum sull'autonomia al comune di Treviso, questo secondo i dati dell'osservatorio regionale, mentre nel comune trevigiano di San Vendemiano, dove ha votato il governatore Luca Zaia, l'affluenza è stata pari al 26,6%, a Vicenza del 20,1%, a Belluno del 18,2%, a Padova del 17%, a Rovigo del 16,9%, a Venezia del 15,9% e a Verona del 14%. Si parla sempre di comuni capoluogo. In assoluto nel Veneto il comune nel quale si è votato di più è stato Zanè, nel Vicentino, con il 33%, mentre quello dove si è votato di meno è stato quello di Ficarolo, in provincia di Rovigo, con l'8%. Urne dunque aperte, abbiamo detto, fino alle 23 per votare al referendum per concedere maggiore autonomia alla regione del Veneto, e a dare il via ai votanti questa mattina è stato il governatore Luca Zaia. Vediamo. A dare il via al referendum sull'autonomia del Veneto è stato stamane il presidente della regione Luca Zaia, che si è presentato al seggio nella scuola elementare di San Vendemiano poco prima delle 7, quando era ancora buio. È stato il governatore il primo a votare, seguito dalla moglie Raffaella. Un po' più tardi a Treviso il sindaco Giovanni Manildo non è mancato all'appuntamento con le urne ed ha infilato la scheda nel seggio della scuola 1° maggio. I seggi per votare al referendum sull'autonomia del Veneto resteranno aperti questa sera fino alle 23. Sono 4.068.558 i veneti, compresi 330.000 residenti all'estero, che hanno diritto al voto. Ai cittadini si chiede di rispondere al quesito: vuoi che alla regione del Veneto vengano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Si vota fino alle 23, quindi inizierà lo spoglio per il conteggio dei sì, dei no e delle eventuali schede bianche o nulle. La marca trevigiana, la provincia con il numero di elettori più consistente, 763.833, a Rovigo il numero più basso, 202.630, a Belluno, dove gli elettori sono 209.678, le schede sono 2, perché si vota anche per l'attribuzione di una maggiore autonomia della provincia dolomitica. 4.739 le sezioni elettorali nell'intera regione. Per votare gli aventi diritto devono recarsi nel loro seggio abituale, quello indicato sulla scheda elettorale, ma trattandosi di un referendum consultivo non è necessario presentarla, basta esibire un documento di identità. Per questo motivo la scheda non viene timbrata. La prova del voto è una ricevuta appositamente stampata per questa consultazione, che avviene contemporaneamente a quella della Lombardia, ma che, a differenza della regione confinante, prevede un quorum di validità. In Veneto, infatti, deve recarsi alle urne il 50% più 1 degli elettori. Ecco, le operazioni di voto sono quindi in corso, con alcuni disagi che si sono verificati in diversi seggi. Di poco fa la nota del presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che dice che alcuni sindaci gli hanno segnalato che in numerosi seggi si stanno formando delle code per votare. Tutto procede con ordine, ma sottolinea il presidente dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini: chiedo la cortesia agli elettori più giovani di lasciare il passo agli anziani e a chi è
in carrozzella, diamo la precedenza a chi ha problemi di deambulazione, piccolo ma importante gesto di civiltà che fa onore a chi lo compie. Questo quindi l'appello di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, che appunto si trova a Palazzo Ferrovini, dove in queste ore vengono raccolti i dati elettorali. Lasciare il passo agli anziani, a chi ha problemi di deambulazione o è in carrozzella, continua Ciambetti, è un piccolo grande gesto di cortesia, e credo che in un'occasione come questa sia più che opportuno, se non doveroso, fare attenzione anche a questi aspetti della vita comunitaria. Avere un po' più di attenzione per anziani o chi si trova in difficoltà è un dovere etico. Dunque proseguono, dicevamo, le operazioni di voto con relativa tranquillità. È a Gagliarine, però in provincia di Treviso, che si è verificato l'episodio più singolare. Il seggio infatti è stato aperto con 3/4 d'ora di ritardo, non alle 7 ma alle 7:45, perché il presidente non si è svegliato in tempo. Ebbene, è successo proprio questo. Il presidente del seggio, che era stato selezionato nei giorni scorsi regolarmente dall'amministrazione comunale, il seggio allestito presso il centro anziani, non ha sentito la sveglia suonare. L'appuntamento era stato fissato per le 6:30 con i vari scrutatori e gli addetti ai lavori, e appunto il presidente non si è presentato sino a quando evidentemente qualcuno non l'ha chiamato per fargli capire che era ora di alzarsi. Trafelato l'uomo, quindi è riuscito ad arrivare al seggio con quasi un'ora di ritardo, e quindi praticamente il seggio ha aperto alle 7:45. C'erano anche diverse persone in attesa, alcuni sono rimasti ad aspettare, altri se ne sono andati, dopodiché il seggio ha aperto e le votazioni sono cominciate regolarmente. Queste dunque le notizie relative all'andamento del voto in Veneto per l'autonomia della nostra regione. Per quanto riguarda la cronaca dobbiamo segnalare una notizia purtroppo drammatica, che è quella dell'ennesimo incidente che si è verificato la scorsa notte sulle strade del Veneto. È accaduto nel Vicentino, un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Longare, nella frazione di Costozza. L'auto sulla quale il giovane viaggiava si è ribaltata in un fossato, il giovane è stato sbalzato fuori finendo sotto la vettura. Purtroppo inutili i soccorsi, illeso l'autista del mezzo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Ed è tutto per questa finestra informativa. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinvio naturalmente ai prossimi aggiornamenti sull'andamento del voto. Intanto vi lascio alle principali notizie e servizi di questa settimana. Buona serata. Telespettatori di Antena 3, buonasera. Dunque, nuova finestra informativa sul referendum per l'autonomia del Veneto, perché abbiamo il dato finale dell'affluenza alle ore 19. Come sappiamo il prossimo aggiornamento ci sarà alle 23, quindi poi ci sarà il dato finale dell'affluenza in Veneto e inizierà lo spoglio delle schede. I dati dell'osservatorio regionale, dunque 575 comuni su 575, li vediamo in grafica. Quorum raggiunto 50,1%, ovviamente poi vedremo il dato finale alle 23 dell'affluenza, ma il quorum è dunque raggiunto con il 50,1%, e le province, si conferma un po' il trend della giornata, con Vicenza al 55,9%, la provincia dove si è votato di più, segue Padova con il 52,1%, poi la provincia di Treviso con il 51,6%, la provincia di Verona con il 47,2%, Venezia 47,1%, Belluno 45% e fanalino di coda a Rovigo con il 41,9%. Dunque quorum raggiunto, dicevamo, e allora noi facciamo un velocissimo collegamento con i nostri inviati a Palazzo Balbi, Lorenzo Munegato e Francesco Ratai, che rivedremo poi
questa sera nello speciale speciale referendum 20 e 10 per seguire la lunga maratona, perché ci sarà da seguire ovviamente il dato definitivo dell'affluenza del 23 e poi il risultato in se stesso del referendum. Ci colleghiamo subito con Lorenzo Mulegato e Francesco Ratai per sapere che aria si respira a Palazzo Balbi. Lorenzo. Ci colleghiamo in diretta da Palazzo Balbi, è il cuore di questa tornata elettorale, di questo referendum per l'autonomia del Veneto. Non abbiamo ancora visto circolare bottiglie di Prosecco, naturalmente, perché è ancora presto, bisogna aspettare le 23, bisogna vedere poi come andrà in termini percentuali questo voto. Però il quorum raggiunto alle 7 di sera praticamente fa ben sperare Luca Zaia, che in questo momento è sostanzialmente alle mie spalle. Ci divide solo un muro, è all'interno del suo ufficio, dietro questa porta c'è la segreteria del Presidente, dopodiché a fianco c'è il suo ufficio. Sta seguendo il voto passo dopo passo, c'è tempo fino alle 23, naturalmente. Qui il clima è tranquillo per il momento, la tensione salirà nel corso delle prossime ore. Dicevamo, il Prosecco non si è visto, però insomma un po' di soddisfazione soprattutto dai membri dello staff del governatore si è vista. Con questo direi che è tutto, io vi restituisco la linea e ci torneremo a collegare nel corso della serata. Grazie a Lorenzo Mulegato. Certo, ci vedremo allora dopo dalle 22:45 con 2010 speciale referendum. C'è un dato anche per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, e il dato interessante rispetto alle province è che in nessuno delle città capoluogo di provincia invece rispetto a gran parte delle province del Veneto si è raggiunto il quorum. Parliamo ovviamente del dato delle 19, quindi un dato ancora parziale. Verona il 36%, Vicenza 45,9%, Belluno 44,1%, Treviso 44,8%, Venezia 39,2%, Padova 39,8% e Rovigo 40,8%. Parliamo delle città capoluogo di provincia. Come sappiamo invece il quorum in Veneto è stato raggiunto al 50,1%. È stata una giornata tutto sommato tranquilla per quanto riguarda i seggi, per le operazioni di voto. Ci sono stati alcuni problemi più che altro per le code. Ovviamente nel corso della giornata il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha invitato in alcuni seggi dove c'erano molte code che i giovani lasciassero spazio agli anziani e alle persone che avevano difficoltà deambulatorie. Poi ci sono stati due casi particolari. Il primo a Carmignano nel Padovano, dove un presidente di seggio teneva aperto soltanto un seggio creando diverse code, e quindi è stato necessario l'arrivo del sindaco e dei vigili per fargli cambiare idea, ma c'è stata anche una segnalazione, un esposto ai carabinieri. E poi la cosa più particolare è successa nel Trevigiano a Francinico, frazione di Gaiarine, dove invece un presidente di seggio non si è svegliato in tempo. Vediamo. No, niente, abbiamo un problema tecnico. No, non c'è il servizio. Comunque allora l'episodio è stato questo: un presidente di seggio che non si è svegliato in tempo, ha avuto la suoneria, non ha sentito la suoneria della sveglia e quindi è arrivato al seggio con un'ora e mezza di ritardo. Molte le persone che sono tornate indietro, poi però fortunatamente le operazioni si sono svolte normalmente, ma è stata ovviamente la notizia più curiosa della giornata ai seggi per quanto riguarda il voto del referendum. Allora non mi resta che salutarvi adesso. Vi ricordo 50,1% raggiunto il quorum alle 19, prossimo aggiornamento dell'affluenza alle 23. E allora cosa succede con Antenna 3? Questa era l'ultima finestra informativa, ma poi dalle 22:45 parte la maratona di 2010 speciale referendum, quindi collegamenti con Lorenzo Mulegato e Francesco Ratai da Palazzo Balbi, ma anche con un'altra troupe da Palazzo Ferrofini, e poi ospiti in studio per commentare a caldo anche il risultato del referendum. A risentirci.